Sole, la sua famiglia, l'ha trovata. 2 anni in rifugio da pochi mesi, tra poco lascerà il canile di Rubano per entrare nella sua nuova casa. Sole è uno degli 87 cani ospitati dal rifugio e seguiti dagli oltre 100 volontari che ogni giorno si occupano di loro. Prima di essere affidato alla sua nuova famiglia, Sole e i nuovi proprietari hanno seguito un percorso di preadozione. Solo questo atto di responsabilità permette di evitare il fenomeno dell'abbandono. In Italia lo scorso anno, dati forniti da Legambiente, i cani abbandonati sono stati 71.000. Abbiamo un gruppo di educatori professionisti che si dedicano al 100% come volontariato, che seguono le famiglie o le persone che vogliono adottare e cerchiamo di sviscerare veramente andando nel profondo della vita personale degli adottati tutte le caratteristiche della loro vita, cercando poi di consigliare per le caratteristiche l'animale, che sia cane o gatto. Noi siamo il canile di Rubano, ma abbiamo tantissimi gatti. Pochi minuti ci sono bastati per conoscere Matilde e Sid, lasciati in canile dal padrone che si è trasferito per lavoro. La storia di Sara, un cane difficile in canile dal 2019, così come Thor che si nasconde. Ma anche loro, i cani fantasma, possono trovare una casa. Sentite la storia di Lucky, conosciuto erroneamente come il morsicatore, adottato dopo 11 anni a Rubano. Abbiamo trovato due ragazzi che ancora oggi ci emozionano e dopo 11 anni l'abbiamo adottato. È stato un percorso lungo con un nostro educatore e la nostra Nicole, che è un po' il cuore del canile, e siamo riusciti a portarlo a casa. Ad oggi ci mandano via video, foto, che è incredibile. È sempre spiaggiato sul divano, lui che prima era qui che abbaiava a tutti. Adozione responsabile, l'animale non è un regalino e non si prende in prova, di cani ma anche di gatti. Sono 130 i felini ospiti del canile, 30 in struttura, altri 100 ospitati in attesa di adozione dei volontari. Gatti abbandonati in condizioni difficili come Domingo, un mese appena, e Tortellino, 2 mesi di dolcezza e una zampetta amputata per necrosi. Lui una casa l'ha già trovata, andrà a vivere dal presidente del canile dove lo aspetta un altro amico gatto.